chi è quello a chi serviamo? Chi è quello a cui consegniamo il nostro cuore e le nostre vite? Lodiamo. Amen. Che noi possiamo lodare con gran voce, con tutto il nostro essere, con tutta la nostra mente. In questo momento solo con le nostre bocche, ma che noi possiamo lodarlo con le nostre azioni, che noi possiamo lodarlo con la nostra attitudine, i nostri pensieri. E apriamo la bocca al nostro Signore questa sera e lodiamo. Possiamo lodarlo sempre. Loderò nelle valli e sulle montagne, se sono sicuro o se dubbi ne ho. Loderò se son solo o se circondato. La mia lode è l'acqua che annega il nemico. Finché io respiro ho motivo per rendere lode al Signor, l'anima mia. Lode al Signor, l'anima mia. Loderò quando sento e quando non. Loderò perché so il controllo ce l'hai. La mia lode è un'arma, è molto più di un suono. È il grido di lode, fa crollare Gerico. Finché io respiro ho motivo per rendere lode al Signor, l'anima mia. Lode al Signor, l'anima mia. Non tacerò, il mio Dio vivo è, non riesco a tener questo solo per me. Lode al Signor, l'anima mia. Lode al sovrano, lode che regni, lode al risorto che vinse la morte, lode al fedele, lode al vero, non c'è un altro più grande di te. Cantiamo! Lode al sovrano, lode che regni, lode al risorto che vinse la morte, lode al fedele, lode al vero, non c'è un altro più grande di te. Lode al Signor, l'anima mia. Lode al Signor, l'anima mia. Non tacerò? Non tacerò, il mio Dio vivo è, non riesco a tener questo solo per me. Loda! Lode al Signor, l'anima mia. Amen. Padre, ti ringraziamo perché tu sei qui in mezzo a noi, Padre. Ti ringraziamo perché tu sei qui. Ti ringraziamo perché quando tu sei presente, tu hai intenzione di cambiare per completo. Quando tu sei presente, tu vuoi guarire. Ti ringraziamo, Padre, perché tu sei qui, tu sei in mezzo a noi, tu vuoi restaurarci, tu stai cercando cuori disponibili, Padre. Tu stai cercando menti che possano capirti di più, tu stai cercando cuori afflitti, Padre. E sono qui questa sera, e siamo qui questa sera perché tu possa parlarci, perché tu possa essere manifesto in mezzo a noi.
Tu che sei seduto sui cherubini, tu che siedi sul trono tra i serafini, tu che sei acclamato dai tuoi angeli, vieni qui tra noi. Tu che sei seduto sul trono di gloria, tu che siedi sul trono tra le lodi del tuo popolo. Innalza il Signore questa sera. Tu che sei acclamato dalla tua Chiesa, vieni qui tra noi. Vieni qui tra noi. Riempici di te. Vieni qui tra noi, riempi la mia vita, Signore. Tu che sei seduto sui cherubini, tu che siedi sul trono tra i serafini, tu che sei acclamato dai tuoi angeli, vieni qui tra noi, Sara. Tu che sei seduto sul trono di gloria, tu che siedi sul trono tra le lodi del tuo popolo, tu che sei acclamato dalla tua Chiesa, vieni qui tra noi. Vieni qui tra noi, riempici di te. Vieni qui tra noi, riempi la mia vita, Signor, vieni qui tra noi, riempici di te. Vieni qui tra noi.
ringraziamo, Padre, perché tu sei in mezzo a noi. Ti ringraziamo per questo amore indescrivibile che tu provi per noi ogni giorno, Padre. Noi ti ringraziamo perché sappiamo che dove 1 o 2 sono riuniti, Padre, dove 2 o 3 sono riuniti, tu sei in mezzo a loro, Padre. Noi sappiamo che tu sei in mezzo a noi, Padre. Noi siamo venuti qui per sentirti, per far sì che tu, che la tua parola possa cambiare la nostra vita, Padre. Se la parola dal principio, una cala altissimo, nella creazione la tua gloria rivelata in te, Gesù. Che magnifico! Più vicino, sei scesa in terra qui tra noi, perdonati dal tuo amore, cosa ci dividerà? Che splendido nome è, che splendido nome è, il nome di Gesù mio Re. Che splendido nome è, incomparabile, che splendido nome è, il suo nome, che splendido nome è, il suo nome. Se tu credi in questo ritornello, che tu possa chiudere i tuoi occhi e cantare. La morte è vinta, il velo è spezzato, la tomba è vuota per sempre, il cielo proclama la tua gloria, perché sei risorto mio Gesù, senza rivali, senza eguali, ora e per sempre tu sei Re, tu hai il regno, tu hai la gloria, santo è il tuo nome, il mio Gesù. Che potente nome è, che potente nome è, il nome di Gesù mio Re. Che potente nome è, incomparabile, che potente nome
potente nome, il suo nome, che potente nome, il suo nome. Amen. Chi crede che è potente il nome del nostro Signore? Chi crede che abbiamo un Dio che può fare qualsiasi roba? Chi crede che abbiamo un Dio potente, un Dio meraviglioso? Chi crede in questa cosa? Chi crede che oggi siamo qui per un Dio che fa miracoli? Un Dio che ci può restaurare? Un Dio che ci può guidare verso a una vita di plenitù? Una vita con Lui che è santo, una vita con Lui che è meraviglioso, una vita con un Dio che non può mai sbagliare. Quindi possiamo sentire qua la gloria del Signore. Possiamo sentire che dentro delle nostre vite si può iniziare il sovrannaturale, si può iniziare le cose di Dio. Basta che crediamo, basta che abbiamo fede. Un Dio che può guarire, un Dio che può trasformare, un Dio che è potente. Quindi credete che Lui si manifesta, credete che Lui porta il suo potere, Lui porta il suo amore. Basta che abbiamo fede. Si sente la tua gloria in mezzo a noi, grandi cose stanno arrivando, inizia sovrannaturale. Si sente la tua gloria in mezzo a noi, grandi cose stanno arrivando, inizia sovrannaturale. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai si manifesterà. Insieme a me. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai si manifesterà. Si sente Tua gloria in mezzo a noi, grandi cose stanno arrivando, inizia sovrannaturale. Si sente la tua gloria in mezzo a noi, grandi cose stanno
si manifesterà. Se lo cerchi, lui si manifesterà. Se lo adori, lui si manifesterà. Se lo chiami, lui si manifesterà. Se lo cerchi, lui si manifesterà. Se lo adori, lui si manifesterà. Se lo chiami, lui si manifesterà. Se lo cerchi, lui si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rafa si manifesterà. Si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rafa si manifesterà. Si manifesterà. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai si manifesterà. Canti ancora una volta, Chiesa. Cantiamo Yahweh. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai si manifesterà. Amen. Padre, potete sedervi, chiamo colui che predicherà. Ti ringraziamo, Padre, per questo momento. Ti ringraziamo perché tu sei buono, Padre, un Dio misericordioso. Ti ringraziamo perché per questo momento. Ti ringraziamo perché tu preghi per noi, Padre, intercedi per noi, Padre. Ti ringraziamo, Padre, per tutto quello che tu fai, per la tua bontà, Padre. E ti ringraziamo per ogni singolo momento, ogni singola benedizione che tu ci dai ogni giorno. Nel nome santo di Gesù, Padre. Amen. Buonasera ancora. Stasera vedremo l'ultimo pezzettino della lettera di Giacomo e poi finito. È già da 2 o 3 mesi circa che stiamo imparando riguardo alla lettera di Giacomo. Abbiamo imparato tantissimo insieme e ora tra virgolette, il capitolo finale. Leggiamo insieme il testo di questa sera, Giacomo capitolo 5, dal 13 al 20. C'è tra di voi qualcuno che soffre? Preghi. C'è qualcuno di animo lieto? Canti degli inni. C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri. Pregate gli uni per gli altri, affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia.
Egli era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni e pregò intensamente che non piovesse e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Fratelli miei, se qualcuno tra di voi svia dalla verità e uno lo riconduce indietro, costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore dalla sua via salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati. Preghiamo. Signore, parli al nostro cuore, aiutaci a capire la tua parola, Signore. Insegnaci. In nome di tuo Figlio amato Gesù. Amen. Bene, per finire la lettera di Giacomo, lui ha praticamente scritto un saluto a quei fratelli che stavano per ricevere la lettera, e in questo saluto ha scelto di fare alcune esortazioni finali, alcune indicazioni, alcuni consigli. Io inizierò invece dai versi 19 e 20, perché sono basicamente 2 argomenti diversi, perché in questa istruzione di Giacomo lui ha dato più enfasi, si dice così, alla preghiera. Quindi porteremo l'argomento della preghiera per ultimo e iniziamo dalla fine. Versi 19 e 20. Fratelli miei, se qualcuno tra di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro, costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dell'errore della sua via salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati. Quando un nostro fratello decide di abbandonare la Chiesa, abbandonare la fede, per abbandonare la Chiesa intendo non questa Chiesa, ma la Chiesa del Signore. Non parlo di qualcuno che ha deciso di andare in una chiesa diversa, oppure io che ho lasciato la mia chiesa in Brasile per venire in Italia, non è questo. Qualcuno che lascia la chiesa propria del Signore universale per vivere la vita come lo vuole. In altre parole, quello che ha abbandonato la fede. Quando qualcuno prende questa decisione, la parola di Dio dice che dobbiamo trattarlo come pagano. E questo è un principio di Matteo capitolo 18, non entrerò in fondo, ma cosa intendeva Gesù lì? Non è che, e questo capita in tante chiese, quindi dobbiamo stare attenti. Quando qualcuno decide di abbandonare la Chiesa, questo è peccato. Perché è peccato? Perché noi siamo stati chiamati a congregare, a essere insieme al nostro fratello. Non abbiamo la scelta di non fare come cristiani. Quindi se decido io di abbandonare, e questo spesso succede negli ultimi anni, per le grandi offerte di predicatori online che riusciamo a guardare su YouTube, alcune persone pensano che, visto che posso scegliere il migliore predicatore, che ovviamente non faccio parte di questo gruppo, perché andrò in chiesa per ascoltare Junior, per ascoltare Miguel, per ascoltare Samuel? Posso scegliere altri, quindi resto a casa, non frequento le chiese e posso comunque imparare. Non è affatto così che funziona. Una volta che la persona decide di abbandonare la Chiesa, che come ho detto è un peccato, così come per qualsiasi altro peccato, noi dobbiamo andare da quella persona e dire: guarda che questo che stai facendo è sbagliato, la parola di Dio dice che è sbagliato. E il normale, il corretto sarebbe quella persona accettare quella esortazione. E ricordiamo che per esortazione non vuol dire rimproverare, ma incoraggiare la persona a fare ciò che è giusto, a tornare alla via corretta. Noi li esortiamo,
la persona ha l'opzione di accettare, nel senso, è vero, ho sbagliato, chiedi perdono a Dio, dipendendo da cosa ha fatto, chiedi perdono alla Chiesa pubblicamente e torna in Chiesa. Se quella persona decide di non ascoltare, cosa dice la parola di Dio? Dobbiamo tornare con altre 2 o 3 persone e parlare di nuovo. Se comunque la persona decide di continuare nel peccato, io non voglio ascoltare, non voglio sapere cosa avete da dire, sto bene così, è la mia scelta, cosa la Chiesa deve fare? Escludere questa persona come membro della Chiesa. L'esclusione non vuol dire che quella persona non può mai più frequentare la Chiesa, non può venire il sabato, non può venire la domenica, ma vuol dire che quella persona, non appartenendo più a quella chiesa o a questa chiesa, ad esempio, non può, per ragioni ovvie, partecipare in modo attivo dei ministeri. Non appartiene a questa chiesa. Ha tutto un percorso che deve percorrere per essere di nuovo reinserita. Cioè, ho riconosciuto il mio errore, va bene, torno in chiesa,